Salute e sicurezza sul lavoro anche nella pesca e nell'acquacoltura, un obiettivo da raggiungere aumentando soprattutto la consapevolezza dei rischi che si corrono quotidianamente in questo mestiere e la formazione alla loro prevenzione. Anche rispettando le leggi in materia di salute e sicurezza, è infatti possibile che gli appartenenti ad un comparto costituito per la maggior parte da cooperative di liberi professionisti incontrino casi in cui sia le norme che la propria personale cultura della prevenzione risultano insufficienti. Si tratta di un settore dove è importante diffondere la cultura della salute e della sicurezza, in particolare attraverso l'informazione e la formazione, mettendo al centro, come in questo progetto, proprio il lavoratore, cercando di trasmettere maggior consapevolezza. Sicurezza a bordo e fattore umano, promosso da INAIL e Legacoop Veneto, è partito con un monitoraggio sul tema nel settore della pesca tradizionale. L'80% degli addetti ai lavori intervistati ha più di 40 anni e una maggiore esperienza può portare a volte ad una sottovalutazione dei rischi. In effetti pochi considerano rischioso il proprio lavoro, nonostante il 30% degli imbarcati abbia dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente. È un settore che non necessita di interventi normativi e però noi in un'ottica anche di valorizzazione del prodotto, di certificazione e anche un'attività di formazione sulla sicurezza che sia rivolta a un benessere da parte del pescatore in termini di sicurezza. Per far questo chiediamo alle istituzioni, pur in assenza di una normativa che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione della normativa sulla sicurezza, un meccanismo premiale nei confronti di questa categoria per quanto riguarda progetti di finanziamento, di sostegno, di supporto al settore.